A tutti, per me è un onore e un piacere essere a bordo della famosa Goletta Verde, questa imbarcazione che girando i mari dell'Italia ci porta a conoscenza non sempre di cose piacevoli, ma quello che è importante è che ci rende sensibili a dei temi che sono molto importanti. Io apprendo con piacere che le nostre località hanno avuto le analisi, hanno avuto un esito positivo, e quello che però tengo a puntualizzare, come abbiamo sentito poco fa, il problema delle plastiche è un problema importante, un problema a cui tutti dobbiamo essere sensibilizzati. Io voglio affermare che la nostra amministrazione è molto in linea con questi temi, in linea come amministrazione comunale, ma anche con il mandato che abbiamo come lista politica. Quindi io spero che il futuro possa darci non solo la sensibilità, ma anche la possibilità, anche legale, di poter evitare tutte quelle situazioni che possono creare dei danni alla persona e all'ambiente. Ringrazio di avermi accolto e ripeto, è una cosa bellissima perché io l'ho sempre vista in TV la Goletta Verde, salirci a bordo è un punto di soddisfazione. Grazie anche per l'accoglienza. Io prima di passare la parola a Sara, l'altro dato che riscontrano i nostri tecnici nell'andare a fare monitoraggi riguarda quella dei cartelli informativi. Sono più anni che lo denunciamo, però soltanto su 2 punti tra quelli campionati abbiamo trovato la cartellonistica informativa. Questo può riguardare sia i divieti di balneazione delle foci dei fiumi, che sono come dire, porzioni di costa in cui non è possibile fare il bagno proprio per ragioni di inquinamento. Lì i comuni hanno la responsabilità di mettere i cartelli e anche di visionare che ci siano questi cartelli, di controllare periodicamente che questi non vengono permareggiati, buttati giù o per vento, per qualsiasi altra ragione, e soltanto 2 i punti in cui, come dire, lo stato di salute del mare è buono e non viene raccontato neanche in senso positivo. Allora, al di là della sicurezza dei cittadini e dei bambini, che poi spesso sono proprio loro a fare i bagni nelle foci perché sono ritenuti quei luoghi più sicuri, perché l'acqua è più bassa e soprattutto spesso è anche più fresca, anche dal punto di vista della comunicazione e di turismo, raccontare con dei cartelli, con i parametri delle analisi eccetera, che quel tratto di mare ha uno stato di salute buono, eccellente eccetera, anche dal punto di vista di turismo e di promozione del proprio territorio, è una cosa importante e necessaria. Sara.